Ci troviamo presso l'Istituto Quasimodo, presso San Giovanni Bosco, siamo con la Nellina Librici per parlare di una serie di incontri che l'Istituto sta facendo con i ragazzi per parlare della Costituzione. La scuola ha voluto celebrare il 70° anniversario della Costituzione italiana con questo progetto promosso e ideato dal professore Enzo Di Natali, Una carta sempre giovane. È un progetto ambizioso che curerà la trattazione di 5 diverse tematiche. Scuola e Costituzione, che è il tema di cui parliamo oggi, con la presenza proprio del professore Tesè. Poi ci sarà un altro nucleo tematico, è Scuola e Salute, Scuola e Diritti Umani, Scuola e Legalità. Sono 5 nuclei tematici che evidentemente hanno il pregio di voler avvicinare i ragazzi a quelli che sono i valori fondanti della Costituzione, quindi libertà, la democrazia, la pace, la solidarietà, l'uguaglianza e il pluralismo culturale. Nel corso di questi nuclei tematici avremo la presenza di personaggi illustri. Oggi ricordo di nuovo la presenza del professore Giovanni Tesè, che è un professore di diritto all'Istituto Superiore di Canicattì. Poi avremo personaggi del mondo della sanità, del mondo della giustizia, quindi avvocati e giudici. Questo progetto è stato promosso proprio nel ricordare la nostra Carta Costituzionale in questi 70 anni, che resta, come dice e cita il titolo di questo progetto, una carta sempre giovane. Penso che oggi più che mai i nostri cari ragazzi hanno bisogno proprio di conoscere, approfondire e se possibile quanto nel loro modo di vivere mettere in atto proprio questi grandi valori. Abbiamo visto ragazzi attenti perché sono stati anche preparati a questo incontro, per cui hanno seguito con molta attenzione, con molta partecipazione allo svolgimento di questo primo nucleo tematico che riguarda appunto scuola e Costituzione. Non solo, i ragazzi hanno posto al professor Tesè delle domande significative, a volte provocatorie. Questo fa capire che i ragazzi sono attenti a temi come la Costituzione, perché noi siamo impegnati a formare il cittadino di domani. Scuola e Costituzione, il professore Giovanni Tesè ha tenuto una lezione ai ragazzi. Ecco, facciamo un consuntivo su come è andata la giornata. Ma è straordinario, un'esperienza molto bella, stare con ragazzi preparati, intelligenti, tantissimi interventi, tante domande ben fatte, e questi ragazzi mostrano di avere capito moltissimo. L'incontro di oggi a me dà tanta speranza, perché parlare di scuola e Costituzione con questi giovani mi dà il coraggio di andare avanti. Vedo che sono ragazzi molto preparati, ragazzi che cercano non solo di capire cosa dice la nostra Costituzione sulla scuola, l'articolo 9, 33 e 34 della Costituzione, ma credo che siano impegnati in una direzione ben precisa, quella di rendere la nostra Costituzione non solo attuale, ma da attuare. Come è andata l'iniziativa? È andata benissimo, il professore Tesè è riuscito ad interessare noi, come ha detto la nostra preside. L'incontro, l'argomento può sembrare noioso, ma non è così, perché noi giovani siamo i cittadini futuri e dobbiamo batterci per la nostra scuola affinché essa raggiunga un livello superiore a come adesso, che non è neanche da definire inferiore, che possa raggiungere non la perfezione, però ancora più innovativa. Io dico che questo incontro è stato veramente molto piacevole, il professore Tesè è riuscito veramente a coinvolgerci e anche i nostri professori ci hanno preparato bene a tutto ciò ed è riuscito veramente un bel dibattito. Ma è un'iniziativa molto bella, presa anche dalla nostra preside e dalla nostra scuola, con un professore preparatissimo.